Buona giornata, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento sul canale 95 per quanto riguarda il digitale terrestre, Caffè TV 24, ogni sera 19:40 il primo appuntamento, nella seconda parte della nottata e poi nella primissima parte del mattino, sempre sul canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Ricordo anche la nostra web TV, quella che confeziona e produce tutti questi nostri appuntamenti. Trovate il tutto e tutto il materiale, interviste, reportage e quant'altro in modalità on demand su www.venetoglobe.com. Andiamo ad iniziare parlando ancora di due ruote a pedali, e cioè Tour de France. Tour de France sempre con il francese Alaphilippe che prova a far capire di voler vincere proprio questo Tour. Sarebbe dopo moltissimi anni, qualcuno, qualche critico dice troppi, il ritorno alla vittoria di un francese, e da giovedì si ricomincia a salire, questa volta sulle Alpi. Inizia anche il Giro del Friuli perché ci saranno 5 tappe nella seconda edizione, domani ci sarà la Mestre, un circuito 4 volte da compiere, e domenica l'arrivo a Trieste per l'ultima tappa, il grande arrivo appunto a Trieste. Giro del Friuli, più che mai importante. Rimaniamo in Friuli perché questa sera parte la 3 Sere di Pordenone, siamo in pista e naturalmente con il ciclismo che conta, con il ciclismo che mette in mostra begli atleti e mette in mostra nuove speranze per quanto riguarda questa disciplina e questa specialità. Ce ne parla l'organizzatrice dell'evento. E allora 18 anni della 3 Sere di Pordenone, che poi sono 4. Sì, sono 4 e probabilmente se non riusciamo a stare dentro sul programma saremo anche a 5 serate. Che dire, noi siamo sempre emozionati come fosse la prima edizione, io mi auguro che le cose vadano bene perché i ragazzi hanno lavorato tanto, hanno lavorato bene e sono sicure che tutti insieme abbiamo allestito un'edizione, dico sempre che non riusciremo più a farne di più belle, però vedo che ogni anno cerchiamo sempre di migliorarci e di fare sempre qualcosa di diverso. E devo dire anche grazie ai tanti ragazzi, mi è arrivata conferma adesso anche dal Giappone e dalla Cina che sbarcheranno qui in Pordenone, per cui vuol dire che la nostra manifestazione attira i ragazzi anche per la quantità di punti che andremo a segnare, ma soprattutto anche per l'ospitalità che il nostro territorio dà e per la sicurezza con cui gli amici della pista organizzano le gare. Io faccio un grosso in bocca al lupo a tutti quanti gli atleti affinché possano correre nel rispetto delle regole e che abbiano le loro soddisfazioni che meritano. Era Eliana Bastianel, presidente della 3 Sere di Pordenone, che va ad iniziare questa sera. Buon viatico naturalmente per un grande successo di pubblico e di critica. Nazionale italiana di volley maschile affidata al tecnico Blengini, come sapete, giocherà a Civitanove Marche il 24 di luglio contro la Slovenia. Questo è il maschile. Il femminile, affidato a Davide Mazzanti e ad Alassio nel collegiale, disputerà 2 test match contro la Turchia il 24 luglio ed il 25 luglio al Palasport Ravizza. Tra le 16 convocate torna in gruppo Rafa Folì, la Pantera che si è ripresa dai suoi infortuni. In bocca al lupo anche a lei. Sempre per la pallavolo ho presentato il calendario della Superlega maschile che al via avrà anche 2 formazioni venete, sono Padova, eccola qua, la Chione Padova, e Verona con una campagna abbonamenti ricominciata come ci dice lo slogan e ci dice l'immagine. Prima giornata il 20 ottobre con Padova in trasferta a Modena e Verona invece in casa contro Sora. Adesso parliamo di calcio perché cominciamo ad occuparci del calcio sempre di più di casa nostra. 3 sono state le squadre che più o meno si sono mosse già, e cioè Montebelluna per quanto riguarda la Serie D, un Montebelluna che viene dalla prematura scomparsa del presidente Brombal, affidata la squadra al nuovo tecnico Bodo. Si è cominciato ieri a sudare sui campi appunto di Montebelluna.
ha cominciato sui campi di Bella Venezia a Castelfranco Veneto, anche il giorgione del ritorno di mister Esposito, e anche per lui tante buone sensazioni. Noi abbiamo cominciato occupandoci di Liventina e allora tra poco vi mostreremo il secondo servizio che abbiamo effettuato. Vi ricordo che molte sono le squadre di Serie A e di Serie B che gravitano sui nostri monti. Per quanto riguarda la Lazio, per esempio, ad Auronzo fino al 26 luglio, il Lecce fino al 28 luglio sarà a Santa Cristina in Val Gardena, e il Napoli invece a Di Maro fino al 26 luglio con un grande successo di pubblico. Per la Serie B il Pordenone del presidente Lovisa e del tecnico trevigiano Tesser è in ritiro ad Arta Terme, rientrerà il 27 a Pordenone, poi nel pomeriggio amichevole a Chions contro i locali. Rimane in montagna a Sappada anche l'Entella fino al 2 agosto, il Cittadella a Lavarone in Trentino fino al 3 di agosto. E allora vi dicevo anche di queste nostre categorie locali, con l'Eccellenza che sarà il nostro campionato di riferimento che seguiremo con interviste, con telecronache e quant'altro. L'inizio per quanto riguarda la Serie D sarà fissato per il 1° settembre, la Coppa Italia il 18 agosto con i preliminari il 25. Il primo turno, poi Eccellenza, Promozione, prima e seconda categoria cominceranno l'8 di settembre, ma le prime gare ufficiali sono già in programma il 25 agosto con la Coppa. I primi raduni, vi dicevo in precedenza, sono già iniziati, e allora torniamo in casa liventina a Motta di Livenza perché ci aspetta il direttore sportivo Maurizio Costantini. Insomma, inizia la nuova stagione, iniziamo per primi, legato un po' anche ad alcune cose che volevo vedere, per cui la possibilità di stare assieme una settimana e valutare un po' tutte le cose, i tanti giovani che abbiamo. Ci sono ancora delle situazioni da sistemare, però diciamo che siamo a buon punto, credo che siamo competitivi, anche se chiaramente dobbiamo, con l'allenatore proprio in questa settimana che andiamo in ritiro, di capire se eventualmente c'è ancora qualcosa da fare. In questi giorni, appunto, come dicevi, hai accasato qualcuno che non saranno gli ultimi, tanti giovani. Come era felice e contento il presidente? Insomma, la politica da quando sono arrivato io è stata quella di cercare di ringiovanire. Quest'anno abbiamo accelerato ulteriormente, però insomma, sappiamo che è un rischio calcolato. La mia idea è quella di arrivare fra qualche anno, perché chiaramente i percorsi di questo tipo hanno bisogno di tempo, di arrivare ad avere già i giovani pronti per giocare da titolari, e non come è successo negli ultimi anni, che dovevi un po' cercare di aspettare, di intercambiarli, per cui le scelte di poterle andare a fare sui meno giovani e non sui giovani, per cui ecco, questa è l'idea ed è il modus operandi che ci siamo preposti con la società. Maurizio, ritorni a fare quest'anno il DS dopo che lo scorso anno hai fatto mezzo come allenatore di nuovo. L'anno scorso hai detto che ma chi me l'ha fatto fare o no? No, ma io è da un po' di tempo che avevo detto che non avevo più intenzione di allenare, ma non perché non mi piace o perché non fossi più in grado di poterlo fare, ma solo ed esclusivamente perché ci sono delle situazioni che io faccio fatica ad accettare da allenatore, e di conseguenza avrei continuato a stare in campo con delle difficoltà, e queste difficoltà non le voglio, le ho lasciate 6 anni fa quando avevo deciso di smettere. L'anno scorso, in un momento particolare, la società mi ha chiesto questo sacrificio, l'ho fatto, ma sapevano fin da quel momento che non era la mia intenzione di continuare, ed ecco il motivo del perché ho continuato a fare il direttore, perché loro chiaramente hanno voluto questo, però personalmente
sicuramente è più facile in questo periodo fare l'allenatore, è più difficile fare il direttore, ma strada facendo le parti si invertono. Bene, questo Maurizio Costantini, direttore sportivo appunto del Liventina. Vi ricordo che il Lia Piave, per esempio, formazione di San Polo di Piave, si ritroverà il 5 agosto al Jol per il suo inizio di campionato. Lasciamo il calcio, passiamo al basket. Ci sono grosse novità da casa TVB. Primo acquisto questo signore Jordan Parks, che l'anno scorso giocava con l'Orlandina, che ha cercato di bloccare la corsa alla promozione della formazione trevigiana, ma insieme a Parks è arrivato anche il secondo colpo dei trevigiani. Si tratta di Isaac Fotu, ala grande neozelandese. La TVB ha fatto sul serio, è andato a prendersi questo giocatore che ha disputato il campionato lo scorso anno in Germania, un giocatore ala grande come è stato detto, che è un giocatore neozelandese, un Maori che di solito accomuniamo al rugby. Invece lui è un bel giocatore appunto per quanto riguarda il basket, un giocatore, un secondo acquisto che ha fatto bene, fa ben lievitare gli acquisti anche degli abbonamenti in casa Treviso. Allenamenti per quanto riguarda TVB che inizieranno il 12 agosto, scusatemi, l'11 agosto a Sant'Antonino, poi la prima sgambata il 12 agosto, la prima amichevole il 23 agosto a Cormons alle 20:30 contro Trieste, poi ritiro in montagna dal 24 agosto a Domegge fino al 30 con amichevole conclusiva contro Mantova. Si ridiscende nella Marca trevigiana, precisamente a Pieve di Soligo, dove è classica ormai l'amichevole tra la TVB e la Reyer Venezia, quindi i campioni d'Italia saranno a settembre, il 4 settembre a Pieve di Soligo. Poi torneo di Vicenza e di Jesolo con il campionato al via il 25 di settembre. Andiamo in Serie A2 femminile, dove comincia a prendere piede la nuova squadra affidata a Filippo Campagnolo, tecnico della permanenza in Serie A2 lo scorso anno. E allora dopo Brotto, dopo Zecchin, dopo Giada Colombo arriva il primo acquisto, che è Emma Coffau, eccola qui nella foto della società, 2 stagioni, le ultime 2 ad Orvieto in Serie A2, Emma Coffau, play e guardia, e in bocca al lupo naturalmente anche lei e buon lavoro. Si sta muovendo e si sta decisamente concludendo il mercato della Rucker San Venemiano, lo vedremo nei prossimi giorni. Pare che il campionato e il girone sia quello che lascerebbe fuori Cesena e Faenza, i 2 colossi, e darebbe quindi un pochino più di possibilità alla formazione di Mian di fare bene in questa sua categoria di permanenza. Molti gli acquisti, domani magari vedremo nel dettaglio. Andiamo a parlare di volley, perché ci attende un servizio dalla Lega, e allora vediamolo. È tempo di tricolore alla Sand Volley 4x4, che nella tappa di Lignano Sabbiadoro di questa Lega Volley Summer Tour mette in palio lo scudetto. All'evento conclusivo della manifestazione organizzata da Lega Volley Femminile e Master Group Sport, tutte le squadre arrivano agguerrite e c'è grande equilibrio in campo. Lo dimostra la prima semifinale, dove Monza, arrivata dominando il girone, cede in 3-7 a Casalmaggiore al termine di una vera e propria battaglia. Nella replica della finale di 7 giorni fa, e per molti finale anticipata, la VBC Apis parte meglio e vince il primo set. Nel secondo si va per le lunghe però, con il Saugella team di Serena Ortolani che non si arrende e pareggia i conti ai vantaggi sul 20-18. Al tie-break si fanno di nuovo sentire Valentina Zago e Giulia Angelina, che mandano le rosa in finale. Il compito di sovvertire il pronostico allora va a Brescia, che nell'altra semifinale supera Bustarsizio in un altro incontro finito al tiebreak in 13-15, 15-10, 16-14. La Millennium Agricola Zambelli torna in finale come a Vasto dopo un girone complesso e la fase a incroci. Sudato il successo con la Unity Work di Alessia Gennari, ma i nuovi innesti funzionano e Silvia Fondriest e Serena Moneta fanno la differenza nei momenti clou. Nel campo 2 per il quinto posto San Giovanni in Marignano batte Baronissi per 2-1. Solito appuntamento allora imperdibile a partire dalle 16:30 su sportmediaset.it per seguire le finali Monza, Bustarsizio per il podio e Casalmaggiore Brescia per il titolo.
Questo è il beach che sta impazzando in questo periodo naturalmente sulle spiagge d'Italia. Come sta impazzando la voglia di rugby alla Ghirada, e allora tutti attorno al nuovo Benetton che nasce. Mancano i nazionali, mancano parecchie persone delle circa 60 unità che quest'anno fanno parte del gruppo, ma andiamo a sentire che cosa pensa il direttore sportivo Antonio Pavanello sul campionato e sulla prima giornata, soprattutto quella contro Leinster. Eccolo. Con Antonio Pavanello per parlare del campionato. Abbiamo saputo i primi incontri, volevo sapere che cosa ne pensavi. Tutti contenti di questo primo match con Leicester? Beh, quello sì, siamo sempre contenti. In più cominciare a fare l'esordio appunto casalingo contro i campioni in carica, penso che non ci sia di meglio. Penso che non serva tirare fuori ulteriori motivazioni, perché insomma già giocare contro di loro suscita in noi un grande stimolo, per cui contenti, sappiamo che alla fine una partita vale l'altra, e per cui siamo pronti per questa nuova avventura. Quindi 28 settembre, prima in casa, prima a Monigo con Leinster, poi come lo vedi il campionato? Ma un campionato insomma che alla fine è simile sempre a quello degli altri anni, comunque sia degli sviluppi in cui ovviamente ci sono dei periodi più duri, come può essere la parte iniziale, appunto non avendo circa una ventina di giocatori impegnati con la nazionale sicuramente sarà particolare, però ricordiamo che l'anno scorso siamo partiti con 4 partite fuori casa nelle prime 5 partite, per cui ogni anno abbiamo delle sfide e siamo pronti ad accoglierle, a ribatterle indietro e dare il massimo. Sudafrica nel mese di maggio, per cui alla fine, come è stato 2 anni fa, un clima sicuramente più favorevole, perché quando siamo andati l'anno scorso in Sudafrica a dicembre onestamente i ragazzi l'hanno patito, specialmente la partita di Bloemfontein a quasi 2000 metri, adesso non mi ricordo quanti metri di altezza, però tantissimi, con quasi 40 gradi. È stata una partita che gli ultimi 20 minuti, non dico che abbiamo perso per quello, però ha influenzato l'esito della partita. Ci saranno 2 amichevoli, quindi confermate? Sì, 2 amichevoli contro le Zebre, anche perché gli altri campionati, il campionato francese comincia praticamente a fine agosto, per cui tutte le francesi sono state tagliate fuori. Le inglesi invece sviluppano un campionato, diciamo una coppa, la chiamano Premiership Cup, che è una coppa che utilizzeranno appunto come amichevoli nel mese di settembre, per cui per fortuna riusciamo a giocare contro le Zebre, per cui 2 match in cui abbiamo la possibilità di provare i nostri giocatori, non di più, perché avendo una rosa abbastanza corta sia noi ma ovviamente anche loro in quel periodo, appunto essendoci la nazionale, 2 partite sono il giusto numero. Crowley oggi sulla stampa ha tuonato, parla poco lui, ma quando parla dice peggio dell'anno scorso non possiamo fare. Beh, dice bene, ovviamente Kieran Leduc quando parla dice robe ben mirate che si fanno sentire. Speriamo che sia vero e che vada tutto bene. Bene, questo per quanto riguarda Benetton. Alla Ghirada da oggi grande rumore, diciamo così, perché i rumors ci portano a parlare della nazionale inglese che è arrivata ieri al Maggior Consiglio, l'albergo in grande spolvero. Abbiamo assistito anche allo scarico di tir pieni zeppi di materiale portati direttamente dall'Inghilterra. Da oggi hanno preso possesso del campo a loro disposizione e diremo e vi sapremo raccontare se tutto continua normalmente o seppure la federazione inglese e il suo coach chiederà le porte chiuse alla Ghirada per il grande afflusso di pubblico e di tifosi degli inglesi che già ieri all'Hotel Gran Consiglio hanno assalito piacevolmente e positivamente i loro beniamini. È tutto, ci fermiamo qui, a domani!